Seconda parte di 7 in punto, anche per questa mattina. Siamo in compagnia di Francesco Celotto, vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete. Stiamo trattando i casi di Veneto Banca e di Banca Popolare Vicentina. La domanda che rivolgiamo al nostro ospite questa mattina, noi abbiamo sentito anche in occasione dell'assemblea che si è tenuta a Volpago del Montello di Veneto Banca, persone che avevano investito fior di quattrini, i loro risparmi, ma come si può arrivare ad investire in quelli che sono in fondo dei titoli a rischio? Ma lì probabilmente ha fatto premio il rapporto fiduciario che c'era con la banca. Io ricordo, mio padre è stato una delle persone che ha sottoscritto nel 1969, quando è stata creata la Banca Popolare di Asolo e Montebelluna. Allora, pensiamo a questi paesini, no? Alta Pedemontana Veneta, no? Quando c'era ancora la Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, era una banca piccola, e quindi c'era un rapporto fiduciario. Negli anni questo rapporto fiduciario ovviamente è aumentato, è stata vista sempre come la banca sotto casa, cioè quindi la banca in cui la musina, no? Alla Veneta, no? Quindi è stata vista come una banca solida che dava fiducia, che dava sicurezza, mentre magari se uno diceva investi in titoli, non so, di società straniere, magari la signora Maria, famosa che parlavamo, poteva un po' non capire, no? Mentre la Veneto Banca o Banca Popolare di Vicenza, la stessa cosa, perché erano ritenute due banche solide del territorio, amiche fra virgolette. Quindi se l'impiegato ti diceva investi in queste azioni perché sono buone azioni, la persona che non aveva molte conoscenze in materia finanziaria, ed è normale per il 90% degli italiani, credo, non poteva sapere. Senza contare che anche molti che erano del settore sono rimasti fregati perché nessuno sapeva che queste banche avessero una situazione così difficile a livello di bilancio e di crediti. Mamma mia, cioè, dunque, spiazza persino chi magari ne mastica qualcosa. Sì. Una domanda che volevamo farle, questa iniziativa della Regione Veneto, a proposito di un fondo di 300.000 euro che è stato stanziato per le spese legali. Scusa. Ma tutte le iniziative vanno bene se servono per alleviare le difficoltà delle persone. Però, siamo sinceri, 300.000 euro, se anche soltanto 1.000 soci su 210.000 facessero richiesta, cioè niente perché 1.000 soci sono cosa? Lo 0,5%, sarebbero 300 euro a testa. Con 300 euro si manda una lettera dell'avvocato alla banca, quindi non si risolve niente. Noi invece avremmo preferito altri tipi di, per esempio, nell'incontro che abbiamo avuto con Bolla, anche attivare proprio un vero e proprio fondo per i casi umanitari più difficili, cioè ci sono delle persone che hanno veramente magari con 500 euro al mese investito tutto, non sono tantissimi casi, ma probabilmente in quei 300.000 euro poteva esserci qualcosa da ricavare, cioè sanno tanto di misure populiste che alla fine, a parte poi i meccanismi, bisogna capire, bisogna presentare 50.000 carte per avere 300 euro, quindi secondo me molti, o quello che è, non le faranno neanche, no? Credo che sarebbe stato necessario un altro tipo di intervento. Ecco, la nostra associazione, per esempio, da questo punto di vista ha fatto una proposta interessante. Proprio in questi giorni l'abbiamo mandata anche ai parlamentari del Veneto e abbiamo fatto una proposta di legge in tema di deduzione fiscale delle perdite. Cioè, oggi una SRL che abbia in carico azioni Veneto Banca o Banca Popolare di Vicenza e le venda e perda del denaro, questo contribuisce al reddito d'imposta, reddito d'impresa, per cui riesce a dedurre le perdite dal proprio reddito risparmiando sulle tasse. Questa misura non è possibile per le persone fisiche, è valida solo per le persone giuridiche. Noi proponiamo che venga estesa alle persone fisiche. In questo modo non recupererà uno tutto, ma con una tassazione media del 23, 25, 26%, una persona che perda 10-20 mila euro ne recupera immediatamente 2.500, è già qualcosa. Questa proposta l'abbiamo mandata ai parlamentari veneti, indistintamente, perché questa è una misura di equità sociale, cioè non ha un colore politico assolutamente. Io ho incontrato anche nel mese di dicembre il sottosegretario Zanetti, che è una persona competente e brava, deputato di Scelta Civica, sottosegretario. Ecco, questa proposta l'abbiamo fatta pervenire anche a lui. Io credo che dovrebbe essere presa in considerazione, perché qui si tratta di venire incontro a casi anche umanamente difficili, dando un po' di ristoro a delle perdite che sono veramente molto importanti. No, sa, anche perché, non per fare certo l'uccello al malaugurio, ma indubbiamente il contraccolpo psicologico che determinate situazioni potrebbero avere sulle persone, magari, insomma, lo scongiuriamo, ma insomma, potrebbero magari avere anche esiti non propriamente piacevoli, perché ovviamente uno che si veda precipitare il mondo addosso in quella condizione. No?
Cioè è chiaro che quando una persona aveva, cioè qui c'è proprio un problema psicologico appunto, anche sociale, quando una persona aveva 50.000 euro da parte pensava che fossero sicuri, tra virgolette, e si trova di colpo che quei 50.000 euro sono diventati 10.000 euro, ovviamente il contraccolpo psicologico è estremamente grave e quindi è proprio su questo che secondo me la politica deve intervenire e ancora non sta intervenendo in maniera sufficiente. Come è intervenuta nel caso Etruria e le altre 3 banche che sono di fatto fallite, no? E quindi hanno dovuto dare un ristoro, lì c'erano degli obbligazionisti che hanno investito, non erano azionisti. In questo caso si potrebbe ragionare su certi meccanismi, perché io ricordo una cifra insomma, globale. Il danno per il Veneto, da queste 2 svalutazioni, è pari a circa 9 miliardi. Cioè fra Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, il crollo del valore delle azioni dal massimo a oggi, a quello che sarà il valore di recesso, è 9 miliardi. 9 miliardi è il 13% del PIL Veneto. Nel caso delle 4 banche fallite di cui si parla tanto, forse più che altro perché c'è la Boschi in mezzo, secondo me, più che per un problema vero, parliamo di un miliardo di perdite, cioè un nono di queste, anche meno forse, un nono di queste. Qui c'è un dramma sociale e in Veneto non si è capita la dimensione e soprattutto la politica è stata gravissimamente assente. Gravissimamente assente, eccetto forse, qui non voglio sbandierare bandiera ma lo dico, l'unico partito che ha provato a fare qualcosa è stato il Movimento 5 Stelle che sta provando a fare delle proposte, diamo loro il merito di questo, ma gli altri partiti tradizionali, ripeto, non mi sembra che stiano rispondendo. Ma per i meccanismi che lei giustamente ha sottolineato, cioè in quella che doveva essere una logica di territorio, sono intervenute invece strategie di carattere più alto, è logico che, come dire, il giocattolo si rompa inevitabilmente, insomma. Pensiamo anche alla banca di credito cooperativo di Padova, cioè è un momento estremamente delicato. Lei ha tirato in ballo un altro problema che verrà a galla nei prossimi mesi, a parte la banca di credito cooperativo di Padova che è stata assorbita dalla Banca di Roma, la più grande banca cooperativa d'Italia, e anche lì c'è stata una perdita piccola per i soci pari a 500 euro a cranio, ma sono sempre 500 euro, no? Però c'è anche la riforma delle banche cooperative che è sul tavolo del governo Renzi e che probabilmente vedrà la luce nei prossimi mesi, febbraio-marzo. E anche lì ci sono un sacco di banche con problemi. Quindi anche lì, oltre alle 4 che abbiamo menzionato prima, oltre a queste 2 che sono le più grosse, perché Veneto Banca è la banca 16° gruppo bancario italiano e Vicenza è il 7°, quindi sono 2 banche di rilevanza sistemica, se dovessero fallire sarebbe un disastro. Ma tutte le BCC sono comunque tutte messe assieme, lì si parla di un'altra 30ina di banche in difficoltà, sono piccole realtà, ma moltiplicate per 30, cioè qui c'è un problema più profondo. Quando Monti nel 2012 diceva tutto va bene, le nostre banche si arrangiano, non diceva una cosa corretta, nel senso che in realtà le nostre banche hanno subito la crisi di un paese che si è contratto del 10% il PIL, ha perso un quarto della produzione. Ovviamente le banche hanno dato, non sempre per colpa loro, credito a persone, aziende, organizzazioni che sono fallite e oggi lo pagano pesantemente. Sì, non che Padoan usi dei toni molto diversi, ma comunque descrivendo la situazione delle banche. Cioè, purtroppo la realtà è questa, quindi oggi, adesso il sistema italiano, anche qua, non faccio polemica, ma insomma Renzi dice che è solido. Ma cos'è che è solido? Che abbiamo crediti in sofferenza per 300-350 miliardi, cioè il 20% degli impieghi. In Spagna sono il 7% in difficoltà, in altri paesi viaggiamo attorno al 10%, qui siamo sul 20%. Allora, o si fa una banca per risanare una bad bank, come si dice, ma c'è un problema di garanzie statali e i tedeschi sono contrari. Ma adesso spiego anche un attimo il perché. Sì, questa bad bank di cui si parla proprio in questi giorni. Oppure giorni, si fa un programma tipo quello americano TARP, cioè, allora, sono 2 concetti completamente diversi. Monti non ha voluto fare né l'uno né l'altro, ha sbagliato. Praticamente per il nostro sistema la bad bank ha dei problemi perché è una garanzia statale, si crea una banca bad, cattiva, a cui vengono confluiti tutti i crediti in sofferenza delle banche. Questa bad bank deve ovviamente poi vendere il pacchetto di questi crediti deve lucrare a una società specializzata, ci sono, che ricomprano normalmente, se il valore facciale di un credito in sofferenza è 100, lo ricomprano tra i 10 e i 20. Lo rivende, poi ovviamente questa banca ci lucra, questa bad bank ovviamente
accumula tutte le perdite, ma ci vuole una garanzia statale perché ovviamente possa funzionare. E là l'Europa, i tedeschi in particolare, non sono d'accordo, perché è un paese che ha già il debito pubblico mostro come l'Italia. Mettere sopra una garanzia, quindi appesantire ulteriormente il debito pubblico, non è una cosa ben vista. No. Invece gli americani hanno fatto una cosa più intelligente, hanno fatto il programma TARP, cioè in sostanza lo Stato interviene nel capitale delle imprese, dà soldi, sottoscrive le azioni, quando le azioni vanno sulla da banca le vende, quindi lo Stato ci guadagna. Allora avremmo dovuto fare quel tipo probabilmente di approccio. Cioè, invece adesso qua Renzi parla di una bad bank leggera, cioè un pasticcio, non si capisce bene. Una soluzione un pochino all'italiana, senza volerne, a questo meraviglioso paese che è comunque il nostro. Noi ringraziamo Francesco Celotto. Un'ultima indicazione per chi ci segue da casa. Chi volesse contattarvi, sì. Associazione Soci Banche Popolari Venete, voi avete una pagina in Facebook, sì, vero? Abbiamo una pagina Facebook e poi abbiamo anche un nostro indirizzo mail, allora assopopolarivenete@gmail.com. assopopolarivenete@gmail.com. Ci può scrivere, poi ovviamente, è un'altra cosa, noi nei prossimi mesi faremo delle serate informative a Bassano del Grappa il 12 di febbraio, a Padova qui il 19, alla Fornace Carotta, sì. Siete invitati tutti, e poi a marzo a Vicenza e poco prima della quotazione in borsa a Falzè di Trevignano per quanto riguarda appunto la provincia di Treviso. Grazie a Francesco Celotto, vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete, buona settimana. Grazie e buon lavoro. Grazie al nostro ospite, a voi che ci avete seguito, noi ci fermiamo qui, tra poco la seconda parte di 7 in punto. A tutti arrivederci e buona mattinata.